Sai che ha il cappello di Sean Connery? Solo quello, Dove andiamo oggi? Dove Italia andiamo? Slow Andiamo Tour. avanti nel nostro Italia Slow Tour. Sì. Che cos'è uno slow tour? È un viaggio lento, un viaggio tranquillo, un viaggio assaporato, in cui riesci a entrare in relazione con le persone, con i luoghi. Sì, infatti è il caso di questo viaggio che abbiamo fatto nella provincia di Pistoia. E poi abbiamo cercato di risalire, no, tornando verso Bologna, verso la Porrettana. Come ci sei andato? Beh, io sono andato in tutti i modi, in treno, con un calesse e il cavallo, a piedi e anche in bicicletta. E abbiamo attraversato questa valle densissima di incontri, di cose particolari, di cose strane. Bellissime. Ho trovato persino una reliquia rarissima della Madonna del Latte. Questo latte portato da chissà chi, forse dai crociati, dai templari, chissà che cosa, fino lì, fino a un piccolo paesino che si chiama Piteglio. Piteglio, una delle perle di questo slow tour per la montagna pistoiese. Vai. Qui comincia lo slow tour per la montagna pistoiese. Vado a prendere il treno per Pracchia. Stazione di Pistoia, qui c'è un deposito di treni d'epoca. Ma far andare, pilotare una cosa così ci vuole un'arte. Sono un po', come dire, i gioielli di famiglia. Però mi hanno detto che qua c'era proprio anche un nucleo di macchinisti appassionatissimi del loro mestiere, anche per la difficoltà di certe linee che vanno su sulle montagne. Diciamo che i macchinisti della Porrettana erano macchinisti di estrema qualità, perché ovviamente c'era la linea particolarmente gravosa da affrontare, da percorrere con questi mezzi. In più pensiamo che tutto il traffico passava da qua, per cui treni viaggiatori, treni merci, quindi era duplice la difficoltà. Ma il treno per Porretta parte fra mezz'ora e in stazione a Pistoia c'è anche una bottega da barbiere. Buongiorno. Allora facciamo un po' di barbetta, Sì, grazie. Senta, ma la stazione di Pistoia è un posto particolare? C'è veramente tutto. Tutto. C'è anche la bottega del barbiere, perché? La bottega del barbiere era nata solo per i dipendenti delle ferrovie. E adesso? E adesso ora i ferrovieri sono sempre di meno e allora si lavora anche col pubblico di passaggio e con l'esterno. Il treno è stato importantissimo per Pistoia. Con la macchina a vapore, ai tempi a carbone che andava su, la vecchia Porrettana, era una cosa meravigliosa. Perché io qua devo prendere proprio il treno che va su a Pracchia. Ma davvero? Dove abito io? Io abito alle Piastre. Ma dai, mi dai due dritte, due consigli? Cosa devo raccontare di quel posto? Le Piastre è un paese bellissimo, vecchio, poi c'è le ghiacciaie, dove veniva fatto il ghiaccio che poi veniva portato Bologna, Pistoia, Firenze con i carri. Se mi dite che nella mattinata siete su, io vi porto con il cavallo, con il calesse antico in giro, come facevano una volta. Volentieri, io devo solo aspettare il treno, arrivo su. Ma senti, ma so che siete anche famosi per fare il festival della bugia. Della bugia, Mi dici la verità? Questa è una ecco, perché di volte quando parlo la gente dice, ma te tu sei delle Piastre, di teatro di bugie e balle. No. Questo è vero. Questo è vero. Allora ci vediamo tra un paio d'orette alla stazione di Pracchia. Ma ci sono anch'io sull'Appennino, qui vicino al paese di Piteglio, nella provincia di Pistoia. E questo qua è il treno, vero? Qui siamo in una delle linee più antiche d'Italia. La prima transappenninica che prese il via nel 1864, quindi appena dopo l'unità d'Italia. Addirittura su alcuni giornali si legge un paragone fra gli ingegneri ferroviari e i grandi patrioti. E qualcuno dice che hanno fatto più i grandi ingegneri ferroviari per l'Italia che non i
grandi patrioti, perché l'hanno unita. Certo, perché qui poi una volta c'era l'Appennino che separava il nord dal centro. Esatto, c'era l'Appennino con la sua altezza e l'impossibilità all'epoca di fare trafori come si fa oggi, ecco, di decine di chilometri. Dicevi che ci volevano, diciamo, dei macchinisti particolarmente abili per guidare questo treno. Certo, sia in salita che in discesa. Tanto è vero che avevano predisposto delle rampe di sicurezza accanto alle stazioni, in maniera che se il treno perdeva il controllo, il capostazione deviava su questa rampa in salita così, chiamata di salvamento. Ma dai. E questi treni si fermavano lì. Questa ferrovia si arrampica sull'Appennino, si arrampica con i problemi di pendenza e con i problemi nelle gallerie del fumo. I passeggeri respiravano il fumo. E allora i macchinisti avevano studiato questa tecnica, inzuppavano il fazzoletto da collo nell'acqua e poi si bendavano come se rapinassero una banca. È la fase eroica delle ferrovie. Sì, proprio una fase eroica. Non erano le ferrovie delle Ande, ma quasi, ecco. Che bello, che bello. Come si chiama? Pelo. Pelo. Ciao Pelo. Oh, bello lui, Pelo. È un cane da tartufi, perché qua si sta discutendo proprio qua dentro, al Circolo della Musica. E c'è il sindaco, sta prendendo il cappuccino, no? E sta discutendo una quantità limitata di tartufi, una quantità limitata di funghi. Vieni dentro che vediamo un attimo. Consente ai proprietari del terreno la raccolta dei funghi sempre. E cosa si deve fare allora per salvaguardare la fungaia, però nello stesso tempo appunto Sicuramente aprire? non razzolare. Non razzolare? Per il buon senso delle persone. Non sanno che facendo il lavoro lì sciupano il territorio. Come facciamo a regolarizzare? Noi stiamo discutendo in comunità montana su un regolamento già adottato nella comunità dell'Alta e Media Valle del Reno, che ritengo sia un'ottima base di discussione per arrivare ad un regolamento condiviso nei comuni della montagna pistoiese. Come mi piace, come mi piace. Questa è democrazia applicata, no? Bellissimo, bellissimo. Il piacere della convivenza. Bisogna conciliarli. Bisogna conciliarli. E questa è la parola. È veramente la classica democrazia toscana, no? Che conosciamo, del comune che appunto riesce a gestire il bene pubblico in modo è così? Sì, perfetto. Qui c'è quest'aria, in questo bellissimo paese che si chiama Pitelli. È Pracchia? Sì, è proprio Siamo arrivati a Pracchia, il viaggio è durato un attimo. Siamo arrivati a Pracchia. Fabio, ma questa che cos'è? Un'altra stazione? È una piccola linea ferroviaria che partiva dalla stazione di Pracchia e arrivava fino al paese di Mamiano, subito dopo San Marcello. Poi però la ferrovia dava noia lungo la strada e allora è stata smantellata. Ma è il tracciato della vecchia ferrovia? Ci si va a mountain bike, ci si va a cavallo, alcuni pezzi sono diventati parchi giochi per i bambini. Giovanni, è venuto davvero col cavallo Nino. Ma andiamo a fare la strada del ghiaccio. Del ghiaccio. Perché questa è una delle attrazioni storiche, turistiche, gastronomiche. Gastronomiche. Allora andiamo. Praticamente il vecchio treno, la vecchissima stazione, il Calesse, è un viaggio nel tempo. Posso? Tranquillo. È una parola, un Calesse è più instabile di una barca. Ma come facevano le signore una volta con le gonne? Ecco, vai. Non troppo forte, Nino. Viaggiare slow su una strada provinciale trafficata è un gesto simbolico, un gesto eroico, un rischio calcolato, una protesta civile, una performance. Questo è veramente slow tour. Senti Giovanni, ma non è che tu sei lì a aspettare i turisti alla stazione, però telefonando, mettendosi d'accordo, esatto. si può. Quando c'è una richiesta noi siamo a disposizione e facciamo questo tipo di servizio
per la nostra bellezza da far vedere a tutti, insomma. Ma perché ci tieni alla bellezza del tuo Tengo posto? perché sono queste cose che vanno sempre a sparire. Oh, ma sta trottando adesso. Questo, vedi, sta tornando il cavallo campione che suo papà è stato, che lui da puledro è stato un campione, poi ha avuto un piccolo problema a un piede e l'abbiamo recuperato noi dal macello. E siamo arrivati in località Le Ghiacciaie, non per caso. Oh, si dice così, mi dicono. Oh. Buon viaggio! Grazie. In questo bosco ci sono degli alberi meravigliosi, abeti se non mi inganno. Qui ci sono tracce di molti focolari. Uomini primitivi? No. Indiani Cherokee? Neanche. Direi piuttosto turisti che vengono qua il sabato e la domenica, catturano il pesce e se lo fanno alla carbonella. Interessante. Opala là. Mi sa che sono arrivato in Vaticano. Questo ovviamente non è il Vaticano della Cappella Sistina, però era una ghiacciaia talmente grande da meritarsi il titolo di Vaticano. Qua i muri si vedono ancora, ma era tutta coperta da una vera e propria cupola fatta di pali di legno e ricoperti di paglia. Allora, durante l'inverno si faceva il ghiaccio, nel senso che deviavano il fiume Reno, lo portavano dentro a dei laghetti, lì l'acqua ghiacciava, ma faceva anche degli strati di 20 centimetri, il ghiaccio veniva segato e portato qua. E poi da qui, ai tempi, come ho fatto io con Giovanni e col Biroccio, veniva portato con i carri, al massimo a Pistoia, perché sennò si scioglieva. Ma poi quando è arrivato il treno, il ghiaccio lo portavano lontano, persino a Bologna. Della grande ghiacciaia del Vaticano è rimasto poco, ma ce n'è una piccola, perfettamente conservata, la ghiacciaia della Madonnina. Questa era una piccola ghiacciaia, diciamo, a conduzione familiare. E guarda là, la copertura ancora in pali e foglie di castagno. Ci sono anche gli strumenti, questa era la palamina per rompere il ghiaccio. Con questi qua, che sono i rampini, si portava dentro il ghiaccio nella ghiacciaia. Il signor Vasco si ricorda quando hanno smesso di fare il ghiaccio naturale, lei aveva 9-10 anni. 9 anni, nel 30 circa 9, sono del 21, 9 anni circa. E il suo babbo aveva una produzione di ghiaccio naturale. Sì. Quindi l'Alta Valle del Reno a un certo punto la principale fonte economica era il ghiaccio. Era il ghiaccio, sì, dava lavoro a parecchia gente, sia in inverno che poi anche in estate, a caricarlo, a trasportarlo, claro. A un certo punto però scoppia la guerra tra il ghiaccio artificiale e il ghiaccio naturale. Dopodiché il ghiaccio naturale non si fa più anche per motivi climatici. Allora i climatologi, i geologi fanno le carotature al polo nel ghiaccio. Io faccio una carotatura nella memoria del signor Vasco.
questa cosa che è cambiato il clima e che adesso il ghiaccio non si potrebbe più fare, ma è strana. Non sarebbe più possibile farlo. Ma quando è cambiato sto clima? Ma è dopo la guerra, diciamo, negli ultimi 50 anni, forse sì. Ma quindi è vero che c'è il riscaldamento globale qua? Senz'altro. Ora, il fiume ghiacciato non si vede più. Eccolo, è nato Don Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Mi contento. Allora, A 95 anni c'è poco da pretendere. 95? Sono del 14. Lei, stando qui vicino alla Madonna del Latte, arriva a 95 anni in questo modo. Ma ha allattato bene. Direi, Quanti anni che è qui in questa chiesa? Ho fatto l'ingresso il 1° novembre del 40. Cosa mi dice di questo culto legato a questa Madonna del Latte? Per Piteglio i tempi sono cambiati, Per Piteglio, quando sono venuto qui, la cappella della Madonna era l'ideale. C'era uno che stava male, venivano e dicevano: mi scopre la Madonna perché l'aiuti. I matrimoni si facevano tutti in cappella della Madonna. I primi anni la reliquia della Madonna veniva portata in processione sotto il baldacchino, come il Santissimo. Addirittura usciva la reliquia? Sì, sì. E poi alla fine della messa c'era la benedizione con la reliquia. È mai successo qualche cosa? Cioè, è successo un miracolo accreditato in qualche modo? Una qualche guarigione, una qualche cosa? E quello che voglio. Glielo chiedo continuamente. Perché se non lo chiedo, la gente non si muove. Ci fa entrare? Sì, sì. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Il quadro è del 600, Vedi il bambino Gesù che ha l'ampolla in mano? Certo. È fatto apposta per questa Proprio cappella. per questa cappella, certo. Sì, sì. Quella era la Madonna del latte. Ma la reliquia del latte? Naturalmente bisogna dire questo, il latte non c'è dentro. Beh certo, non è latte. No, ci sono degli affarini tipo foglioline. Foglie bagnate di latte, ma che storia è? Si sa dalla storia, uno che veniva di Terra I Santa crociati, certo. ha portato questa reliquia e l'ha messa qui in chiesa alla venerazione. A un certo momento ha detto: no, io me la porto via. Ha preso la reliquia e l'ha portata via. Sono cominciate a suonare tutte le campane. La gente impaurita è accorsa a vedere che era successo. E quest'uomo impaurito ha preso l'ampolla che aveva in mano e l'ha buttata via. Il latte, dice la tradizione, si è come soffermato su quell'erba che c'era e la gente naturalmente hanno raccolto quello che era lì e l'hanno rimessa dentro un'altra ampolla. E quindi è andato dentro. E quindi è questo. Sa che ho fatto io? Ora gliela dico, è grossa questa. Sono andato in Terra Santa, avevo 50 anni. Sono andato vicino alla grotta dove è nato Gesù. C'è la grotta della Madonna del Latte. Ah, ecco, vedi, ecco perché. Il latte della Madonna è quello scoglio. Dicono che la Madonna si sia soffermata lì a ballattare il bambino Gesù e qualche goccia sia caduta sullo scoglio che ha cambiato colore. Quello scoglio è bianchiccio. Allora io ho visto che in terra c'era della roba. Sa che ho fatto? Me le sono presa e me le sono portate via. Era in terra e l'ho portata qui. È una reliquia. Altro ha fatto come i templari, come le persone, la gente che andava in Terra Santa per devozione portava a casa una reliquia. È una reliquia, allora c'è. Ma se questo è il pezzo di scoglio della grotta di Betlemme raccolto da Don Giuseppe,
Dov'è la reliquia del latte della Madonna? Carlo, una Sì. castagna qua è pelosa e l'altra è glabra. Sì, Sono due razze diverse? due varietà diverse. Ah. Nel caso delle piante si parla di varietà, non di razze come negli animali. Giustamente, parla come un biologo, certo. Questa più rossiccia e glabra è la carpinese. Sì. Questa più scura e leggermente pelosa è la pastinese. Ma quindi ci avete proprio le categorie, sottocategorie qua? Sì. Qua il castagno da voi è proprio un'istituzione. È un'istituzione, è la pianta chiamata anche l'albero del pane, perché si parla di una pianta che dava tutto. Alimento, legname per opera, legname per riscaldarsi, le foglie che servivano per fare la lettiera agli animali, perché la paglia era preziosa perché serviva per rivestire le capanne. Era una pianta che era un po' la versione vegetale del maiale. Del castagno non si butta via nulla. La castagna come il maiale, Esatto. che non si butta via Per esempio, niente. i cardi e le foglie servivano anche come tintura per i vestiti. E le castagne che hanno un'infinità di usi, dal consumo fresco fino alla trasformazione in farina. Il castagneto è anche cura del territorio, paesaggio, estetica. Questa che cos'è? Allora, qui ci troviamo in quella che è stata per decenni la sede della Compagnia della Madonna del Latte, cioè tutto quell'insieme di persone che avevano il compito di tutelare e provvedere alla corretta manutenzione della Cappella del Latte qui adiacente. Vitello ha veramente una storia molto antica. Già a partire dal 1384 questa famosa reliquia del latte si trovava qui. Faccio un po' come Indiana Jones che cerca il vero Sacro Graal, Sì. no? Voglio capire l'ampolla, dov'è l'ampolla? La reliquia del latte della Madonna. Ancora oggi forse questa reliquia rappresenta tutta la storia e tutta la devozione di Pitelio e la sua fede. Lo diceva anche Dante, la fede è la sostanza di cose sperate, l'argomento delle non parventi. Vede l'ampollina? Non ci si può mica andare a dire niente a questa gente quando parla così. Vede l'ampollina Sì. dentro? Vede che l'ampollina Sì, di certo. dentro? Questi sono i sassolini che ho portato io. Certo. Vede, questo qui è apposta per l'ampollina. Quell'ampollina entra proprio qui dentro. Ecco, Vuoi provare? ecco. Oddio, Piega. però... Giusto, è entrato. Vedi, Perfetta. questo è stato fatto apposta, eh? Perfetta. Ma sì, dai. L'abbiamo ritrovato. Abbiamo rifatto, è bellissimo. È quello. Ma come mai questa reliquia femminile per eccellenza è qui a Pitello? Mi sono perduto, mi hanno detto appuntamento al metato. Cos'è un metato? È il canniccio. Cos'è un canniccio? Un piccolo canile per cani nani? Non lo so. Profumo di fumo. Vieni da qua. Permesso? Avanti. Paolo, Salve. ma è questo il metato? Sì, è questo il metato, o caniccio. Ah, il metato caniccio. Io pensavo che fosse un... Ma qui si essiccano... Le castagne. Le castagne, Sì, un essiccatoio. Un essiccatoio, sì. Ah, voi avete tutti i modi Tutti di i dire, termini, il caniccio, il metato. Le castagne qua non le vedo però. No, le castagne sono sopra. Ah, ma allora il caniccio sarebbe questo, diciamo, incannucciato. Questi che Come si chiamano? che si chiamano carelle. Carelle, ma quante parole che hanno i toscani. eh. E sulle carelle... Ci stanno le castagne. Le castagne. Sì. Ecco, io sto piangendo già perché questo fuoco qua fa fumo. Fa fumo perché il fuoco non deve essere un fuoco ardente con la fiamma, deve essere un fuoco così che fuma. Ma quante ore ci mettono le castagne a No, le seccarsi? castagne ci mettono 40 giorni a essiccarsi. 40 giorni e anche 40 notti, tu vieni a conservare come una vestale della dea castagna. Sì,
viene a conservare sto fuoco qua? Questo fuoco va conservato sempre, non si deve mai fermare, perché sennò le castagne si raffredderebbero. Quindi, per carità, se prendono il raffreddore le castagne. che poi per tenerlo, diciamo, perché la notte rimanga acceso, mettiamo sopra a questi pezzi di legno questo qui che noi si chiama ventolacchio, cioè praticamente è la pulitura delle castagne. No Paolo, no, per carità, accidentaccio al ventolaccio, una cosa interessantissima, bellissima, è una cosa... Che sofferenza, la castagna è sofferenza. Su di qua, Sì, su di qua. Saliamo adesso sul retro dell'essiccatoio dove si vedono le castagne. Paolo, questa finestra affaccia sul piano superiore dell'essiccatoio. Sì. Che belle però le castagne, sembrano monete d'oro, sembra un tesoro. Senti Paolo, non è che mi prendi una castagna qua, che io non ne ho ancora viste di castagne. Sì, te la prendo subito. Ma è comoda però prendere la castagna qua, Ci sei? Sì, va bene presa. Oh, bravo. Ecco qua la castagna. Che sono belle, sono dei frutti modesti, francescani oserei dire, hanno il saio, guarda che colore che hanno, che bello. Però scusa Paolo, adesso non voglio essere 40 giorni e 40 notti a essiccarle, Sì, ma dai. E poi il fuoco deve essere soltanto ciocco di castagno stagionato almeno 3 anni. Vabbè, sembra il ciocco di Pinocchio questo. Ma la tecnologia moderna sarà ben riuscita a essiccare le castagne in 5 minuti? Con tutta questa fatica, sto tempo, ma ha un senso o è un... Ha un senso per rispettare le tradizioni, per mantenere, mantenere queste vive queste cose che facevano i nostri vecchi. Però, lasciamelo dire, il sapore di queste e il sapore di quelle è tutta un'altra cosa. Vabbè Paolo, ma hai convinto? Nel senso che sarà questa triste storia di tutto il lavoro che c'è dietro la castagna, sarà il fumo, ma... Ti viene da piangere. Sì, per la castagna ho pianto. Vabbè, allora le castagne si rimettono dentro, si chiude e finisce lì. E si fa essiccare le castagne. Adesso in 40 giorni e 40 notti le castagne sono pronte. Andiamo a mettere il ciocco nuovo e siamo a posto.